Benvenuti dalla redazione del TG10, i titoli, gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Ad un anno dall'omicidio 23enne Francesco Augei, la cittadina del Tirreno si ferma nella piazza in cui è stato accoltellato il giovane cosentino. Le fiaccole della speranza e della legalità nella notte del ricordo. La famiglia di Francesco ha inviato un messaggio. Nuovo crollo nel centro storico di Cosenza, disposta l'evacuazione di una famiglia residente in uno stabile. A cedere è stato il solaio di un edificio disabitato. Ettari di macchia mediterranea distrutti alle fiamme nel Parco Nazionale del Pollino, gli incendi di origine dolosa, domani vertice con i sindaci e le forze dell'ordine. Una bottiglietta con liquido infiammabile e delle cartucce sono state lasciate davanti alla sede di Calabra Maceri nella zona industriale di Maierato nel Vibonese. L'intimidazione è stata denunciata ai carabinieri che hanno avviato le indagini. A Verbicaro il Festival dell'Apicoltura per far conoscere le sentinelle dell'ecosistema e promuovere il lavoro dei giovani del territorio. Il Crotone presenta Maxi Lopez, il bomber argentino sarà allo Scida per assistere al derby, i due tecnici presentano la sfida. Ancora benvenuti in apertura, siamo a Diamante, ad un anno dall'omicidio del 23enne Francesco Augei. La cittadina del Tirreno si è fermata proprio nella piazza in cui è stato accoltellato il giovane per ricordarlo, le fiaccole della speranza, della legalità nella notte del ricordo. Le vedremo nelle immagini girate da Tele Diamante. La famiglia di Francesco ha voluto inviare un messaggio, sentiamo. Le fiaccole della speranza nella piazzetta San Biagio a Diamante, dove un anno fa in una tristissima alba è stato ucciso Francesco Augeri, 23enne cosentino. Una lite, un coltello, la vita del ragazzo che scivola via. Ieri sera la veglia dalle 23, la comunità civile ed ecclesiastica unita per riflettere nel cuore della notte. La cerimonia presieduta dal vescovo della diocesi San Marco Argentano Scalea, Monsignor Leonardo Bonanno. Vogliamo accendere la luce della passione per la vita, moltiplicare l'impegno per la legalità e il rispetto, ha detto il sindaco Magorno. Non saremmo dovuti però essere qui, sicuramente non per questo motivo, non per ricordare una giovane vita spezzata, una morte di cui in un certo senso tutti dobbiamo sentirci responsabili e di cui voglio chiedere perdono ai familiari, ai quali mi stringo con tutto il mio affetto, facendo sentire loro l'abbraccio dell'intera città di Diamante. Chiedo perdono perché le istituzioni in questo caso hanno fallito nel loro compito di garanti della sicurezza dei cittadini. Alla manifestazione non hanno preso parte i genitori di Francesco, che però hanno inviato un messaggio. E adesso andiamo nel centro storico di Cosenza. Ieri un nuovo crollo, un edificio già interessato da un incendio con evacuazione 2 o 3 anni fa, adesso il crollo di un solaio, un gran boato che ha spaventato i residenti, una famiglia è stata sgomberata, evacuata, ma sono altre a vivere lì attorno. La situazione nel centro storico non è proprio idilliaca. Sentiamo. In via Messer Andrea, nel centro storico di Cosenza, oggi c'è silenzio. Si sente solo il vociare dei residenti che non parlano d'altro che di quanto è successo ieri nel primo pomeriggio, quando hanno sentito un boato improvviso. Un boato 3 volte. Tre botte sono successe e intorno alle 15:30, alle 16 questo. Si è affacciata, è venuta qui sotto? Sì, sono venuta qua perché io ci abito, poi sono venuti i pompieri, la protezione civile. La casa è sempre quella che nel 2016 andò in fiamme per cause accidentali, senza causare vittime fortunatamente, ma lasciando senza un'abitazione le 14 persone che abitavano lo stabile. Spento l'incendio però, il degrado è proseguito e ieri è venuto giù un solaio. Un nucleo familiare che vive in un'abitazione adiacente è stato sgomberato per precauzione e trasferito in una struttura alberghiera, ma tutta l'area è stata transennata perché un eventuale crollo potrebbe arrecare danni ad altre costruzioni o ai passanti. Ci hanno chiuso qua. Noi non sappiamo da dove scendere perché hanno chiuso 2 strade, tutte quante. Ho detto signora mi dispiace, però purtroppo non si può neanche attraversare la strada a piedi. Sono una famiglia, è stata sgomberata. Hanno messo il nastro, abbiamo chiesto come dobbiamo fare, hanno messo il nastro, signora purtroppo adesso non si può scendere, noi non sappiamo come dobbiamo fare. Lo stabile è di proprietà privata, i proprietari dovranno provvedere alla messa in sicurezza e alla sua demolizione. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, basta guardarsi intorno per scovare altre costruzioni abbandonate, fatiscenti e pericolanti. Servono interventi e soprattutto collaborazione tra le istituzioni locali che hanno ben chiaro lo stato delle cose e il governo centrale che dovrebbe mettere a disposizione le risorse.
È stato immediato l'intervento di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile per mettere in sicurezza l'area, ma come vedete c'è molto da fare nel centro storico Cosenza. Andiamo invece sul Pollino, ettari di macchia mediterranea distrutti dalle fiamme nel Parco Nazionale, gli incendi sono di origine dolosa e domani ci sarà un vertice con i sindaci e le forze dell'ordine. 450 ettari di bosco e macchia mediterranea distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Gli incendi dolosi continuano a devastare l'area protetta, in particolare il Colle della Madonna del Castello a Castrovillari, attenzionato dai piromani. 6 gli incendi di natura dolosa nelle ultime settimane. Il presidente del Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, ha convocato per domani alle 10 nella sede del parco un vertice con i sindaci e le forze dell'ordine. Si cercano i mandanti. In un'area particolare che parte da Castrovillari, l'area attorno al santuario della Madonna del Castello, poi si sale verso San Basile e poi Saracena in particolare, c'è un fenomeno che si sta ripetendo con grande forza e lì si è avvertito sin da subito che si tratta di un vero e proprio attentato a quell'area, perché l'altro giorno stavo coordinando insieme al sindaco di Saracena alcuni interventi e un pilota di un Canadair che stava facendo degli interventi attorno all'area del campo sportivo ci segnalava dall'aereo che in un altro punto non molto distante era partito un altro innesco. Questo a dimostrazione che c'è la mano di alcuni criminali che non si stancano mai di aggredire l'ambiente e il nostro territorio. Dobbiamo tenere molto alta l'attenzione, quindi mi sono permesso di convocare per domani tutte le forze di contrasto e soprattutto anche i sindaci e le associazioni nostre di volontariato, perché dobbiamo ulteriormente rafforzare un presidio di controllo di quest'area in particolare. Il fenomeno ci sembra molto circoscritto ed mi pare molto opportuno che noi rafforziamo i controlli con mezzi, uomini e anche mezzi sofisticati, perché prima o poi dobbiamo consegnare alla giustizia questi criminali che ogni anno pensano di distruggere le bellezze del nostro territorio. Contrasto alla droga nel Vibonese, dove una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri nella zona di Maierato. Il territorio della provincia di Vibo Valentia si conferma quello ideale per la coltivazione di marijuana. Questo dato di fatto impone un'azione ancor più rafforzata e capillare da parte delle forze dell'ordine, che nelle ultime settimane stanno assestando colpi significativi alla criminalità frutto di mirati appostamenti e grazie al coordinamento e alle indicazioni dell'8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia. L'ultima in ordine di tempo è un'imponente piantagione di sostanze stupefacente, in particolare 98 piante della specie cannabis indica coltivate in località Guisella nel territorio di Maierato. Questa operazione si inserisce nell'attività di salvaguardia del territorio dell'Interland vibonese grazie all'intensificazione strategica di controllo del territorio coordinata dalla compagnia carabinieri del capoluogo, che tra l'altro nell'ultima settimana ha portato ad individuare, in particolare nell'area montuosa delle Serre Vibonesi, altre 2200 piante di canapa indiana suddivise in 17 piantagioni con un potenziale giro d'affari pari a circa 2 milioni di euro. Eppure quest'anno i carabinieri stanno riscontrando maggiori difficoltà nell'individuazione delle piantagioni, perché i coltivatori hanno posto in essere maggiori cautele, suddividendo ulteriormente le piazzole in luoghi particolarmente difficili da raggiungere, molte volte sulla cima di alcune montagne poste al di sopra di veri e propri strapiombi, e tutte dotate di impianto di irrigazione a goccia progettato per rendere quasi del tutto autonoma la crescita della pianta di canapa. Ovviamente il periodo di coltivazione non si è ancora concluso, per cui la ricerca di altre coltivazioni illecite proseguirà nelle prossime settimane. Altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Una bottiglietta con liquido infiammabile e delle cartucce sono state lasciate davanti alla sede di Calabra Maceri nella zona industriale di Maierato nel Vibonese. L'intimidazione è stata denunciata ai carabinieri che hanno avviato le indagini e il secondo episodio nei giorni scorsi era toccato da un'azienda edile a Torombiolo. È accusato di gravi fatti di violenza domestica, di aver aggredito 2 infermieri all'ospedale di Catanzaro, l'uomo arrestato dalla squadra mobile per il quale il GIP ha disposto l'inserimento in un istituto psichiatrico. Il comportamento dell'uomo ha aggravato la dipendenza dal gioco.
aveva realizzato senza alcun permesso strutture adibite a stalla, fienile, locale mungitura e ricovero per l'allevamento di maiali e galline. Un allevatore è stato denunciato dai carabinieri forestali a Santa Domenica di Talao con l'accusa di abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti. La struttura è stata chiusa e al titolare è stata comminata una sanzione di 4.500 euro. Due escursionisti pugliesi che avevano perso l'orientamento sui sentieri della cima del Monte Dolcedorme nel Pollino sono stati recuperati dagli uomini dello soccorso alpino speleologico. I due, che erano sulla strada del ritorno, sono stati geolocalizzati e recuperati grazie al servizio SMS Local. In pochi minuti i soccorritori sono riusciti a individuare la posizione degli escursionisti, che sono stati raggiunti e portati a valle. A Verbicaro adesso per il Festival dell'Apicoltura, per far conoscere le sentinelle dell'ecosistema e promuovere il lavoro dei giovani del territorio. Le chiamano sentinelle della biodiversità, sono le api protagoniste dell'estate di Verbicaro con un festival promosso dall'associazione Prosit in partenariato con il comune, l'Arsac e la Coldiretti Calabria, un programma articolato tra festival e mostra mercato, spazi didattici, visite guidate e concerti. La manifestazione punta a far conoscere il difficile lavoro degli apicoltori, ma anche la difesa dell'ecosistema della filiera alimentare. Questo festival nasce l'anno scorso a seguito di un corso che abbiamo organizzato insieme all'Arsac. Da questo corso sono usciti 46 certificati di aspiranti apicoltori. Successivamente a questo corso abbiamo anche creato un'associazione, l'Associazione Apicoltori, siamo una ventina di persone e tramite poi il bando che c'è stato della Regione Calabria abbiamo deciso di aderire e creare questo evento innovativo. Qui siamo in una zona prettamente a vocazione agricola, per cui bisognerebbe incentivare e valorizzare quello che il territorio può offrire. C'è un sistema, come dire, imprenditoriale fatto di piccolissime aziende, per cui è difficile, come dire, che una produzione possa competere su mercati che si vanno sempre più ampliando nei confini, e quindi bisognerebbe promuovere la cultura della cooperazione. Soveria Mannelli, dove domani chiuderanno le lezioni dell'Università d'estate, giustizia, politica, i temi affrontati. La crisi di governo ha trattenuto a Roma Roberto Maroni. La sua presenza prevista nell'ambito della 15ª edizione dell'Università d'estate a Soveria Mannelli, l'iniziativa che ha come tema l'Italia capovolta, prove tecniche di futuro. Soveria Mannelli si conferma come luogo di incontro e di riflessione dell'estate meridionale. In questa edizione affrontiamo dei temi di straordinaria importanza come la giustizia, il rapporto nord-sud e il ruolo della politica. Noi riteniamo che il sud possa essere vincente se riscopre le sue radici, la sua identità e la sua cultura, e dobbiamo appunto invertire il verso della ruota della storia, perché il Sud è entrato nella storia d'Italia da sconfitto e da sconfitto è rimasto per quasi 160 anni. È ora di voltare pagina. Ad inaugurare il ciclo di lezioni nei giorni scorsi il magistrato Nicola Gratteri. Si chiuderà domani con Ciriaco De Mita, giustizia e politica, per capire, spiegano i promotori, quello che sta accadendo. Come diceva il grande filosofo Baruch Spinoza, non bisogna né ridere né piangere, ma capire. E l'Università d'estate di Soveria Mannelli è un luogo per capire quello che sta realmente accadendo attorno a noi. Incontri voluti dalle istituzioni sociali e culturali del territorio per chiedere concretamente una inversione di tendenza. L'Italia è divisa di fatto. Una cosa è curarsi al nord e una cosa è curarsi al sud, una cosa è studiare al nord e una cosa è studiare al sud, una cosa è chiedere soldi in banca in prestito al nord e una cosa è farlo al sud. Bisogna prendere atto di questo e allora bisogna essere conseguenti, perché dal mio punto di vista il problema del sud è storicamente un problema di classi dirigenti che non hanno tutelato in maniera adeguata gli interessi dei territori che li hanno espressi. Dolore a Cosenza per la scomparsa di Walter Filiberto Lupi, docente di storia e filosofia al liceo scientifico Fermi di Cosenza, in precedenza al liceo classico Machiavelli di Lucca. La riconosciuta competenza, scrivono i colleghi, di uno studioso acuto, di un ricercatore instancabile. Tra i suoi studi va ricordato l'attività dell'umanesimo e il Rinascimento calabresi, dalla cura filologica e storica nel riproporre la personalità dell'umanista cosentino Sertorio Quattromani e le ricerche su Tommaso Campanella e Bernardino Telesio.
E adesso lo sport, il Crotone alla vigilia del derby con il Cosenza presenta il colpo di mercato. Maxi Lopez, l'argentino che giocava nel Vasco da Gama, ma è una vecchia conoscenza del campionato italiano di Serie A, torna in Italia e veste la maglia rosso-blu. Maxi Lopez sarà soltanto uno spettatore nella gara di domani, una gara che si preannuncia davvero ad alta tensione. I due tecnici la presentano, parole di stima per gli avversari da entrambe le parti, rispetto fra i due tecnici che naturalmente preparano al meglio la gara e vorrebbero partire col piede giusto in campionato. Sentiamo. Una piacevole parentesi prima di gettarsi a capofitto nel clima derby. Il Crotone accoglie Maxi Lopez, l'attaccante argentino vecchia conoscenza del calcio italiano, che nei piani della dirigenza consentirà di compiere il decisivo salto di qualità alla squadra pitagorica. Il bomber sudamericano, che l'anno scorso ha militato nel campionato brasiliano, assisterà alla sfida con il Cosenza presentata oggi al tecnico Stroppa. È la prima di campionato, è il derby, ci sono tante componenti perché noi possiamo essere concentrati, determinati a voler incominciare un certo tipo di percorso. Cosenza è una squadra ostica, lo è sempre stata, allenatore bravissimo che prepara benissimo le partite e quindi sappiamo che troveremo delle difficoltà, ma sappiamo anche che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Siamo pronti sotto tutti gli aspetti. Devo dire che queste due partite ci hanno preparato, ci hanno migliorato sotto l'aspetto sia mentale che fisico, perché sono state due partite vere. E quindi ci prepariamo, quindi ci apprestiamo a iniziare il campionato, secondo me, in un buon livello psicofisico. Rifinitura a porte chiuse per il Crotone e identica soluzione, ma protratta ormai da 3 giorni, per il Cosenza, che ha avuto la necessità di concentrarsi e lavorare su alcuni accorgimenti tattici. Il tecnico Braglia però ritiene che al di là dei moduli e degli schemi sia necessario interpretare una gara del genere con personalità ed estro, le qualità che chiede di mostrare ai suoi ragazzi sul prato dello Scida e in ogni confronto della nuova stagione. Ma il gruppo si è allenato bene, sta bene, è chiaro che veniamo da un periodo che non è che è stato brillantissimo. Basta vedere i risultati degli amichevoli, dobbiamo essere anche consapevoli che abbiamo messo tanta gente nuova dentro un organico che ancora si deve assemblare bene, ancora dobbiamo capire bene, ma cercheremo di fare la partita che dobbiamo fare. Sappiamo che è un derby, sappiamo che dobbiamo portare al rispetto a chi ci viene a vedere e chi sta a casa, perciò ci prepariamo bene e vendiamo cara la pelle come faremo in tutte le partite dell'anno. È una squadra forte, è una squadra che basta vedere chi sta andando a trattare o a prendere o ha preso, è una squadra che ha lo stesso allenatore del girone di ritorno quando vennero qui e fecero una grande partita, una partita che all'inizio ci misero molto in difficoltà. Una squadra che palleggia bene, una squadra che ha dei giocatori di valore, si continuano in continuazione, stanno facendo operazioni di mercato che secondo loro li arricchiscano, perciò noi dobbiamo portare molto rispetto, però fare di tutto per fare qualcosa, per inventarsi qualcosa per poter fargli del male. Questo è una partita, è la prima partita. Ci sarà tanta gente, dobbiamo essere all'altezza. Appuntamento alle 18 domani a Lezio Scida. Adesso andiamo a parlare invece dell'estate internazionale del folklore a Castrovillari, di scena Cecenia e Perù. La quarta serata degli spettacoli internazionali con i gruppi presenti alla 34esima estate del folklore del Parco del Pollino si è aperta con le atmosfere magiche, con lo spettacolo del gruppo Zamanco proveniente dalla Cecenia. La leggiadria delle danze femminili, fluida e sinuosa, dove si esprime al meglio la grazia e la delicatezza, ma dove viene fuori anche la potente seduzione delle donne, si è mescolata a quella guerriera degli uomini, estremamente acrobatica, fatta di virtuosismi sulle punte senza alcun sostegno artificiale.
La caratteristica del folklore ceceno e caucasico in generale è influenzato dalle culture degli invasori, primo turco-mongola islamica, poi cosacca ed infine russa. Si potrebbe dire che ciascun gruppo canta nella propria lingua, ma tutti ballano la storia comune dell'ethos caucasico, a noi ben noto dalla mitologia greca. Lo spettacolo internazionale è poi volato in Perù con il gruppo Agrupación Hilari, la loro danza ancestrale dell'As Tigueras, dal 2010 dichiarata patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Si esegue durante il Capodanno cristiano, un Capodanno che dura per 5 giorni, in cui i danzatori mostrano tutta la loro abilità, destrezza, resistenza fisica e agilità, eseguendo più di 300 passi e sequenze accompagnati dall'arpa e dal violino. Ciò che rende unica questa danza, che sarebbe meglio definire rito, è che i danzatori usano una coppia di mezze forbici pesanti oltre 2,5 kg, tenute nella mano destra, e con i tintinni delle forbici seguono il ritmo della musica melodiosa. L'origine della danza rituale risale al periodo incaico, forse pre-incaico. I vistosi cappelli, così come la danza, hanno una trasmissione ereditaria di generazione in generazione, e per raggiungere i livelli più elevati sono necessari molti anni di esercizio e allenamento. Danza che i componenti del gruppo del Perù hanno condiviso anche con il popolo del festival. Davvero belle queste immagini. Adesso vediamo il meteo, che tempo farà nelle prossime ore sulla nostra regione. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.